Ci troviamo nel laboratorio di elettronica e sistemi automatici dell'indirizzo di elettronica ed elettrotecnica. In questo indirizzo ci occupiamo della progettazione degli impianti elettrici dei PLC industriali e civili e anche della robotica a livello ovviamente scolastico e anche con dei progetti e prototipi che possono essere anche sviluppati a livello industriale. Qui abbiamo degli esempi su cui i ragazzi stanno lavorando, su robot car e anche dei plastici, per esempio un ascensore e un Amman. L'indirizzo di meccanica, meccatronica ed energia è un percorso trivalente all'avanguardia nell'industria 4.0. Oltre la metà delle ore delle discipline tecniche vengono svolte in laboratorio per far acquisire agli studenti le competenze richieste dal mondo del lavoro. I settori di interesse sono meccanica e motoristica, meccatronica e automazione industriale, impiantistica civile ed industriale. Ci troviamo adesso nel laboratorio di tecnologia meccanica dove i ragazzi stanno svolgendo le lavorazioni alle macchine utensili tradizionali a controllo numerico e il disegno 2D e 3D meccanico e industriale. Essendo articolazione energia, diamo grande risalto alla transizione energetica con lo studio delle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. Nel nostro indirizzo informatica gli studenti non si limitano a studiare solamente la teoria sottostante alla computer science, ma tramite le applicazioni che gli studenti effettuano nei nostri laboratori studiano la progettazione di sistemi informatici, come la progettazione di un sistema di database, un'applicazione web, studiano linguaggi ad alto livello come Java o C++ e programmano anche microcontrollori, robotica educativa con Lego Mindstorm piuttosto che droni. Forniamo competenze concrete ai nostri studenti tramite percorsi di PCTO presso le aziende del territorio. Ci troviamo all'interno del laboratorio linguistico dell'Istituto Ferraris di San Giovanni La Punta. In questo laboratorio gli alunni hanno modo di ascoltare e di fare esercizi sia grammaticali che di pratica della lingua inglese usando dei programmi. La docente controlla dal PC tutto l'operato degli alunni e accertandosi che non possono andare su internet senza il suo consenso. Inoltre il fatto che da qui si vede la velocità di elaborazione degli esercizi permette anche di comprendere se gli alunni non sono impegnati e se eventualmente hanno bisogno di intervenire dalla postazione. Nei laboratori di grafica e comunicazione aggiorniamo quelle che sono le classiche tecniche per la comunicazione a mezzo stampa con le più innovative per la realizzazione di contenuti creativi e multimediali e la composizione di vetrine tecnologiche per siti e applicazioni internet con lo studio e la progettazione di user experience e interface. Inoltre aggiorniamo e potenziamo le linee guida ministeriali di grafica e comunicazione con l'approfondimento per le produzioni audiovisive e la modellazione della stampa 3D.